Buonasera da TG Verona Network. C'è anche Villafranca nella rosa dei comuni dove arriveranno i fondi che il Ministero dell'Istruzione ha messo a bando, 150 milioni per realizzare poli di infanzia innovativi. La nostra regione si è aggiudicata 13,5 milioni di euro che si tradurranno in nuovi asilo per 1000 bambini sotto i 6 anni in Veneto. Il nuovo vaccino contro il tumore al fegato, l'ospedale di Negrar sta sperimentando un farmaco contro l'epatocarcinoma. Vediamo di che si tratta nel servizio di Marco Menini. Si chiama IMA 970A, il vaccino sviluppato nell'ambito dell'iniziativa finanziata dall'Unione Europea EPAVAC. Lo studio è stato attivato in 2 centri italiani, all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e all'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. Si tratta di un vaccino specifico pensato per l'epatocarcinoma, il tumore maligno del fegato più frequente. Parliamo di un vaccino che cerca di attivare un sistema immunitario contro antigeni specifici del tumore contro il quale è rivolto, per cercare di distruggere le cellule tumorali o perlomeno di ritardare la progressione del tumore stesso. Uno studio importante in quanto per la prima volta questo vaccino viene valutato nei pazienti oncologici con epatocarcinoma in fase iniziale. Oltre il 70% degli epatocarcinomi possono essere prevenuti perché sono legati a infezioni virali, vedi epatite di tipo C o epatite virale di tipo B, e quindi un grande consiglio è quello di far vaccinare per l'epatite B i bambini, e possono essere legati all'abuso di sostanze alcoliche e la conseguente comparsa di cirrosi epatica. Quindi seguire stili di vita adeguati e corretti è il consiglio che noi possiamo dare a tutti i nostri cittadini. Passaggio di mano in tinta giallo-blu per la presidenza regionale della Confederazione Italiana Agricoltori. Oggi infatti l'Assemblea Veneta riunita a Padova ha eletto Gianmichele Passarini, 47 anni, di Bovolone, che prende il posto del veronese Furlani. Saremo sempre presenti e vigili sul tema dei FAS, così come sulle certificazioni e la qualità richieste dai mercati esteri, le prime promesse del neoeletto presidente. 3 ricercatori dell'associazione montorioveronese.it ci hanno accompagnato a visitare il campo a Montorio che, stando a una recente scoperta, nella seconda guerra mondiale sarebbe servito a detenere alcuni prigionieri. È la passione per la storia del proprio territorio che ha portato 3 ricercatori veronesi ad individuare un casolare poco distante da via del Vegrona a Montorio, che negli anni della Seconda Guerra Mondiale sarebbe servito come deposito armi e luogo di detenzione dei prigionieri. In poche parole, un campo di concentramento tra Montorio e San Michele. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Le ricerche proseguivano da 4 anni ed è un caso che si è emersa la storia di questo edificio. L'attenzione dei ricercatori era infatti rivolta alla violenta repressione tedesca del 26 aprile 1945. Alla fine della guerra, precisamente il 26 aprile del 1945, a Montorio c'è stata una strage, sono morte 13 persone, 13 civili più 2 militari. Su questa strage non è mai stato scritto niente, i documenti sono pochissimi e volevamo in qualche modo ricostruire quello che è successo a Montorio quel giorno. Abbiamo raccolto anche informazioni su altri eventi della guerra, sui bombardamenti a Montorio, su alcuni ragazzi che sono stati portati al campo di concentramento, e abbiamo raccolto anche informazioni su questo edificio qua alle nostre spalle, su questo casolare che, secondo la testimonianza di 2 persone, è stato utilizzato per un certo periodo tra il 43 e il 44 come campo di concentramento per gli ebrei. Se si è arrivati a decifrare il passato di questo edificio lo si deve alle oltre 70 testimonianze che Roberto Rubele, Cristian Albrigi e Gabriele Alloro, i 3 ricercatori dell'associazione montorioveronese.it, hanno raccolto nel corso degli anni. I testimoni sono tutte persone del luogo. Sembra che con tutti i testimoni che avevamo sentito per la questione del libro, nessuno lì a Montorio, nessuno sapeva dell'esistenza di questo luogo. Appunto solamente i testimoni che abitavano nella corte qui accanto, corte colombare, sono stati in grado di raccontarsi
i fatti. I risultati emersi durante le ricerche sono stati illustrati venerdì scorso a Montorio e saranno arricchiti di altre testimonianze durante un'altra serata in programma per venerdì alla sala polifunzionale di Marzana. Ha riportato idealmente i barbari a Verona lo scrittore torinese Alessandro Baricco, che ha aperto ieri la 10ª rassegna dell'Associazione Culturale Idem al Filarmonico, il servizio di Giorgia Preti. È una rivoluzione mentale e culturale, quella che Alessandro Baricco aveva descritto nella sua opera I Barbari, del 2006. Un'istantanea dell'evoluzione umana, che era stata portata sul palco nel primo appuntamento della rassegna Idem 10 anni fa. Ieri sera, 29 gennaio, in occasione del decennale della rassegna, lo scrittore torinese è tornato in anteprima nazionale al Teatro Filarmonico di Verona. Oggetto di riflessione, ancora una volta, i mutamenti barbarici a cui il genere umano è sottoposto ogni giorno, a partire da internet. La 10ª edizione della rassegna Idem, quest'anno dedicata alle grandi svolte artistiche del Novecento che hanno cambiato la nostra mentalità, proseguirà fino al 26 marzo. L'appuntamento conclusivo sarà insieme al giornalista Aldo Grasso. È una mutazione proprio, ed è con ogni probabilità una vera rivoluzione culturale. Tutto questo faceva parte di un unico movimento collettivo, che era una, forse non completamente consapevole, ma lucida rivoluzione mentale. E cercai in quel libro di capirlo e quando, risalendo dai gesti della vita, cercai di capire cosa mi stava modificando, in quel libro trovai una specie di modello, quello che mi era più chiaro, in Google. Il cuore di quel libro racconta come è fatto Google e adesso, a anni di distanza, mi sembra tutt'altro che casuale il fatto di essere andati a cercare una spiegazione in qualcosa che stava in rete e che era un sito web. Restiamo al Teatro Filarmonico, dove il 4 febbraio, dopo quasi 30 anni, torna in scena l'Otello di Giuseppe Verdi. Con l'Otello ho chiuso la mia carriera da cantante, con l'Otello debutto con questa carriera sicuramente più prestigiosa e impegnativa, ha detto oggi la nuova sovrintendente areniana Cecilia Gasdia alla prima uscita pubblica dopo la nomina ratificata dal ministro dei beni culturali Franceschini. Debutterà invece il 3 e il 4 febbraio all'Ex Arsenale la nuova produzione del teatro scientifico Mezzanotte per Amar, diretto e interpretato da Isabella Caserta e da Francesco La Ruffa, uno spettacolo che inaugura un complesso progetto sull'amore che si svilupperà in più fasi e che ne indagherà i vari aspetti e i vari linguaggi. E con questo è tutto, TG Verona Network torna come sempre domani, grazie per l'attenzione.